fino alla fine del secolo, fino alla fine di me. Il tempo regali sorrisi a te e non ci dispensi dalle solite lacrime, che quelle se passano come passavi te, di certo non tornano come non torni più tu da me, nemmeno per un caffè. Ennesima scommessa artistica della compagnia CAF di Acicatena, va in scena La Vilanza di Luigi Pirandello e Nino Martoglio, originariamente scritta in 3 atti, ma per scelta mia, per scelta della direzione artistica, l'abbiamo ridotta in 2 atti con 3 tempi. La Vilanza non è altro che una grande metafora, una metafora scritta ai primi del Novecento ma con un'attualità impressionante, e questo fa sì che Pirandello non è a caso un capolavoro, non è a caso un premio Nobel della letteratura. Sempre attuale, sempre presente nella vita di tutti i giorni, la filosofia pirandelliana mi ha preso, e nella scelta di questo copione, appunto, la grande metafora della seduzione prende atto, prende vita. E in questo lavoro mi sono fatto aiutare da attori storici della compagnia CAF, che sono Enzo Catanzaro, Giovanni Oliveri, Caterina Balsamo e Martina Torisi, ed infine di Manuela Mazza, appena arrivata in compagnia e dunque con un importante debutto. Il tutto condito con la filosofia del gioco che contraddistingue le mie regie, condito con la presenza scenica importante di una professionista come Lorena Amico, che condirà questo grande piatto con l'essenza della danza. In questo grande viaggio, che per me è importante perché mi tocca personalmente, perché adoro Pirandello, mi servirò di tante musiche, perché è nel mio stile lavorare con un tema, con delle tracce portanti che accompagnino tutta la durata dello spettacolo, e in questa ricerca musicale mi ha dato una grande mano d'aiuto Salvo Sindoni. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Matrice di Acicatena il 19, il 20 e il 21 dicembre alle 20:30, e dunque è mio piacere, onore e privilegio invitare tutti gli amici che già seguono la CAF da tempo, e chi volesse avvicinarsi per la prima volta, assaggiare questo esperimento a mo' di gioco, di mettere in scena una passione travolgente ma sempre attuale che Pirandello agli inizi del Novecento, cioè il secolo scorso, immaginò insieme a Nino Martoglio, che, come dico ai miei amici di avventura, immagino scrissero quest'opera al tavolo di un bar, perché chi seguirà questo spettacolo vedrà la mano di Pirandello e vedrà la mano di Martoglio. Sono evidenti, sono proprio percettibilissime le 2 mani nella stesura di questo copione, e questo mi ha intrigato a mettere in scena questo spettacolo, rappresentandolo non proprio in modo canonico, ma divertendomi a giocare, a rimodularlo, reimpastarlo, trattenendo la originalità del testo, ma rivedendolo e attualizzandolo ai nostri tempi. Di certo non scappano come scappai ogni volta tu da me. Lo vuoi questo caffè? Ti prego finisci questo secolo accanto